Benvenuti agli stabilimenti petrolchimici siciliani. Il G8 a Siracusa, il G8 dell'ambiente a Siracusa comincia il 22 aprile nell'isola di Ortigia. Circondata da immense ciminiere, tra le più importanti d'Europa e le più contaminanti. Questa è un'occasione per ricordare come sono morti tanti migliaia di persone in questi ultimi 50 anni. A Ortigia abbiamo la storia che circonda l'isola. Il museo archeologico di Siracusa è il più grande museo archeologico d'Europa. Inaugurato alcuni anni fa, ancora deve essere completato il secondo piano. Il museo contiene molto materiale che proviene da tutta la Sicilia. In questo piccolo giardino storico abbiamo testimonianze che risalgono a epoca preistorica, dagli elefanti nani fino alla cultura di Thapsos e di Acrai. Il museo archeologico di Siracusa è in pieno centro, di fronte alla chiesa del Duomo di Siracusa. La cultura di Thapsos è proprio quella che ha avuto il maggiore danno dalla presenza delle raffinerie. Infatti la zona archeologica è circondata dalle raffinerie di petrolio delle tre raffinerie che sono ad Augusta, a Melilli, a Priolo Gargallo, che hanno praticamente circondato l'isola di Thapsos e gli scavi archeologici di Megara e Blea. Questi sono i pezzi trovati a Thapsos, una cultura antichissima, circondata oggi da fumi e centrali per la raffinazione e la produzione di derivati del petrolio. 3 giorni di riunioni per parlare dei problemi del pianeta. Questa città circondata dallo smog, circondata da raffinerie per 20 km, da Siracusa ad Augusta, una concentrazione mai vista, 20 km di inferno e di veleni. Di notte sembra di passare in una foresta in fiamme. Le ciminiere buttano fuoco da altissime colonne illuminate a giorno. Sembra di passare in un campo di concentramento che fuma. Fermate questo tempo, sono stanco di velocità e di come funziona questa civiltà. Il progresso in eccesso provoca regresso, soffro di nevrosi spesso, ma la gente sola che non depone l'armatura nemmeno la sera. Popoli divisi dall'identità perdono il senso della realtà. C'è qualcuno che dà grande importanza